Basta avere a che fare con gente che mi tratta a pesci in faccia e quando prende il Covid non solo pretende di ricevere immediatamente assistenza, ma usa arroganza. Voglio dare un segnale forte ai Novax. Se continuate così, il vostro medico vi lascia. Uno sfogo, forse una provocazione, ma nero su bianco c'è l'intenzione di ricusare i pazienti Novax, dopo le accuse definite stupide e offensive ricevute per aver proposto la vaccinazione anti-Covid. Le parole affisse alla porta del suo studio dal medico di base marchigiano Amedeo Giorgetti suonano familiari anche ai sanitari di casa nostra. Ha fatto benissimo, con una premessa ovviamente che noi dobbiamo fare. Noi abbiamo il dovere di curare tutti. Il presidente dell'Ordine dei Medici di Padova, Domenico Crisarà, racconta di aver vissuto questa situazione con un proprio assistito sostenitore delle più disparate teorie contro la vaccinazione. Alla fine, visto che come tutti i Novax veri, non ci sono argomentazioni che tengano e contrappongono le fantasie più disparate, quando abbiamo finito l'ho invitato a trovarci un altro medico. Di sfogo comprensibile ma non condivisibile, parla Brunello Gorini, segretario della FIEMG di Treviso, dal momento che i pazienti dubbiosi rispetto alla vaccinazione, dice, sono quelli con cui bisognerebbe impegnarsi maggiormente. Ma che ci sia un limite lo afferma anche il direttore generale dello SDUE Marca Trevigiana, Francesco Benazzi, che sull'iniziativa presa dal medico di Recanati è lapidario. Lo capisco, il medico può farlo, il medico di famiglia può ricusare gli assistiti con delle motivazioni serie e questa potrebbe essere una motivazione seria.